Ciao Putei, e nonno vi conta, sempre assieme qua col mio orso. E la storia di Ancuo è un fiantin strana, è la storia del Piave, perché il Piave non è nato dove e non correva dove che il corre Ancuo, ma veniva solo da un'altra parte, scolte sta roba che è molto strana. E ora, il Piave, ma tanti anni fa, aveva un corso che era diverso da quello che era Ancuo, e su acque scorriva sotto Serravae. Serravae è vicino Vittorio Veneto, ai piedi del monte di Sant'Augusta, che sua cima che era anche il santuario della Santa. E il fiume ciò, spinto dalla sua forza, è montato su in superbia e ha deciso di portare via il piede della montagna. Un giorno, più arrabbiato del solito, il gassiga, Gusta, vieni giù da qui a Rosca, che sarebbe a dire di Sant'Augusta, che venisse giù dal suo piedistallo. E a Santa ha che ha risposto, pia, fate in là, se no tirate mi il fià. E nel dire queste parole, e a Santa ha buttato giù il monte Pinè, che così il Piave è stato costretto a cambiare direzione verso Beum, dove che prima veniva fuori il fiume, si è formato il lago di Santa Croce, e dove a notte che viene fuori brutti fantasmi e i pesci che a forma di cristiani. E su acque esebee turchine e passa sotto la montagna e dopo torna nel Piave al di là della montagna. E donne che va su al santuario e mette a reccia su un piccolo buso e sente ancora un rumore profondo come il brusio delle api quando che è nel suo alveare. E dice che quel rumore è la rabbia del Piave che si sta sconfitto da Sant'Augusta e ancora il bronto nel cuore della montagna. Sta qua è la storia nuova del Piave. Ciao Putei.